non sono cadute le colate elettriche sulla statale, però si sono mossi i segnalatori di frana e ANAS in automatico chiude la statale, però non è possibile che 3 volte in un mese la statale venga chiusa. Un copione che si ripete sempre più spesso, la chiusura della statale 51 di Alemagna tra il Pago e Vittoriese, un'altra estate senza pace per il Fadalto, fatta di interruzioni continue, l'ultima della serie in via precauzionale sabato scorso, causa forti piogge. Dalle sponde a ovest del Lago Morto, l'istantanea è quella di un versante profondamente ferito. Una prospettiva panoramica quanto inedita suggerita da Bruno Fasan, per decenni amministratore a Vittorio Veneto e residente in zona. Inevitabile il riferimento a quanto sta accadendo specularmente sempre lungo l'Alemagna tra Borca e San Vito di Cadore. Non vorrei essere frainteso, però per fortuna che sono cadute anche a Cortina, perché qui sono 20 anni che cadono e non succede mai niente. Anzi, la sola cosa che è successo 2 anni fa, quando ero assessore ai lavori pubblici, è stato redatto un progetto di 5 gallerie paramassi, però sono passati 2 anni, si avvicina la Cortina 2026, io speravo che partissero i lavori, ma ancora non si vede niente. Nel frattempo, come annunciato già sabato, la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, ha chiesto al prefetto la convocazione di un tavolo. All'ordine del giorno c'è anche la gratuità del tratto autostradale in caso di chiusura della statale 51, una richiesta di buonsenso fino ad oggi rimbalzata. La questione dei transiti gratuiti per i residenti è una cosa facilissima per autostrade con la tecnologia che hanno adesso. Nell'era dell'intelligenza artificiale è difficile non trovare una soluzione. Nel frattempo bisognerebbe agire anche a monte, aggiunge Fasan, con la rimozione graduale del materiale, richieste urgenti per un problema ormai cronico ben presente a tutti i residenti. Comunque servono soldi per sistemare, ma soprattutto diciamo azioni che siano definitive, non provvisorie come ci sono da anni.